Allora, buonasera a tutti, ben arrivati a questo momento di dialogo insieme che proprio ha un desiderio grande di raccontare cosa significa la salute nella storia delle persone. Ecco, stasera non sarà un discorso teorico, scientifico, medico oppure giornalistico, ma racconterà soprattutto la storia di persone, che cosa nella loro vita ha significato essere in salute, ce lo diranno loro. Il titolo riprende un detto che spesso utilizziamo: quando c'è la salute c'è tutto, no? Penso che tanti di noi lo dicono: quando c'è la salute c'è tutto. Allora io ho aggiunto una domanda: quale salute? Visto anche che noi ci stiamo preparando alla festa patronale di Maria, Nostra Signora della Salute. Pensando a questo incontro mi sono venute in mente queste due persone che ho qua al mio fianco, per la loro storia, per la loro esperienza di vita, e in qualche modo si sono anche incrociate, diciamo, in un momento in cui tutti noi ci trovavamo a fare i conti con la salute, perché il Covid in qualche modo li ha portati a incrociarsi nonostante vivessero a centinaia di chilometri di distanza. Allora, iniziamo. Silvia ci presenta chi sono i nostri due ospiti. Luigi Accattoli è giornalista, scrittore e conferenziere. Nato a Recanati, Macerata, nel 1943, vive a Roma e ha 5 figli. Dal 1975 al 1981 ha lavorato alla Repubblica. Dal 1981 al 2009, anno del suo pensionamento, è stato il vaticanista del Corriere della Sera. Negli anni dell'università fece parte della presidenza nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Collabora alla rivista Il Regno dal 1973. È autore del volume Giovanni Paolo, la prima biografia completa. Le altre pubblicazioni sono Cerco fatti di Vangelo, inchiesta di fine millennio sui cristiani d'Italia, Quando il Papa chiede perdono, tutti i mea culpa di Giovanni Paolo II. Vaticano, vita quotidiana nella città del Papa. Islam, storie italiane di buona convivenza. I mass media, la famiglia, la vita cristiana nella città secolare sono gli argomenti della sua attività di conferenziere. Di questi temi trattano i volumi Io non mi vergogno del Vangelo, 10 provocazioni per la vita quotidiana del cristiano comune. Dimmi la tua regola di vita, 5 tracce dell'avventura cristiana nella città mondiale, il Padre nostro e il desiderio di essere figli, e il vademecum di un giornalista per abitare a lungo nella preghiera di Gesù. Invece Vittorio Canepa è andato in pensione dopo oltre 40 anni di attività medica nel 2021. Ha seguito con cura e passione migliaia di bambini con i loro genitori. L'ultimo anno della sua attività professionale è stato segnato dal coronavirus, contratto in maniera grave ma sconfitto. Canepa racconta di una vita ridonata. Ha subito negli ultimi mesi la perdita della sua amata moglie. Silvia era una mia paziente, per cui è stata un'emozione ascoltare. Ecco, ha due profili diversi, ma vedremo che in qualche modo si incontrano. Ringrazio in particolare Luigi che è arrivato da Roma stasera per noi, e quindi iniziamo con la sua testimonianza e il suo intervento. A posto.
Io ho una cattiva voce, non so se è acceso questo. Mi sentite? Ho una cattiva voce proprio a motivo del Covid che mi ha reso disfasico e questo mi è restato. Nell'immediato con la malattia neanche parlavo, ma poi ho recuperato, ma non completamente. Allora, la cosa che penso si possa dire per inquadrare tutto quello che posso raccontare qui stasera è che io da molti anni, da 40 anni circa, mi sono dedicato, accanto alla professione di vaticanista che Silvia ha ricordato per la Repubblica e per il Corriere della Sera, mi sono dedicato alle storie di vita e in particolare alle storie cristiane di vita. E ho fatto diversi volumi incentrati su questo, cioè dedicati a narrare storie. La mia idea, per dirla molto rapidamente, è che la fede nella figura di Gesù Cristo non è in crisi è l'organizzazione della Chiesa. La cristianità, la presenza dei cristiani nel mondo post-secolare, questo è in grande difficoltà, ma non la fede che è dono di Dio, che è insondabile, che si manifesta a noi soltanto attraverso dei segni indiretti. Non la possiamo misurare e nessuno può dire che oggi ci sia meno fede in Gesù Cristo rispetto a 50 anni fa. C'è meno seguito sociale della Chiesa. Questo si può misurare. Sono meno le persone che vanno in chiesa la domenica e qui ci sono le statistiche. Ma la fede non la si vede e non la si misura con le indagini sociologiche. La fede attiene al mistero e può essere colta attraverso segni, come dicevo, segni indiretti nella vita delle persone. Allora, nella vita degli uomini e delle donne del nostro tempo vi sono grandi segni di fede e questi io mi sono sempre occupato, sempre da una quarantina di anni, prima non ci pensavo, mi sono occupato di raccontarli. Quando è venuta la pandemia mi sono detto devo applicare questo criterio, questa mia lente che cerca i segni della fede ai fatti della pandemia e l'ho fatto raccogliendone il frutto in un libro. Se venisse voglia a qualcuno poi di vedere questo libro, vi segnalo che è sul tavolo che c'è qua sulla mia destra, alla vostra sinistra, si può anche acquistare. Allora è un piccolo libro che raccoglie 72 storie di persone che hanno vissuto il Covid, che di Covid sono morte oppure sono guarite e hanno raccontato la loro vicenda, oppure hanno aiutato
gli altri nella pandemia. Si sono messi al servizio dei fratelli e sono 72, un piccolo mazzetto di fiori, un nulla, ma sono simbolo di tantissime storie. Io e il collega che con me abbiamo realizzato questo libro abbiamo raccolto 1 migliaio di storie possibili e poi ne abbiamo scelte 72 perché l'editore non ne poteva ospitare di più. Ma sicuramente ce ne sono, abbiamo scelto le più vive, le più leggibili, le più accattivanti, ma avremmo potuto pubblicarne 1 migliaio. Questo solo per l'Italia, attenendoci solo all'Italia. Quindi la testimonianza della fede, anche nel momento della pandemia, è stata grande, è stata significativa e ci sono persone che sono morte, ma prima di morire hanno potuto lasciare una lettera, un messaggio, un testamento, una telefonata, una videochiamata, i vari modi in cui si comunicava tra le terapie intensive, i parenti, gli amici, e hanno così attestato che morivano riconciliati nel Signore. E ci sono persone che invece non sono morte, sono guarite. Tra queste persone c'è Vittorio, che io incontro stasera per la prima volta, ma che è un personaggio del mio libro, perché Don Alberto sapeva che io stavo realizzando questa inchiesta e mi ha detto: guarda che conosco uno che ha avuto la malattia, è guarito, ne ha dato testimonianza, e così io ho potuto raccogliere anche la testimonianza di Vittorio. Per questo ci siamo conosciuti tramite Don Alberto e per questo siamo qui ora. Quindi, come vedete, non stiamo a fare nessuna retorica o teoria o enfasi su una questione, ma vi raccontiamo delle vicende. Allora, quando è che una vicenda di Covid diventa un fatto di Vangelo, per usare il linguaggio, il titolo, Fatti di Vangelo in pandemia? Quando è che una storia di un malato di Covid trasmette un significato evangelico? Mi sono interrogato su questo, sul metodo, quindi sulla regola da seguire per fare questa raccolta di storie, e abbiamo concluso con il collega con cui lavoravo che sono le storie che trasmettono speranza. Ecco, forse la frase, la parola che è più importante che io vorrei fosse ricordata tra quelle che dico stasera è questa: non c'è nulla di più importante della speranza. Ogni volta che si accende una speranza nella vita di una persona, in una comunità, lì si ha storia, lì si ha evento, lì si ha... Nulla è più importante dell'accendere la speranza, e che la speranza possa essere stata incontrata, riconosciuta, accesa, trasmessa nel mezzo di un dramma come è stato quello della pandemia di Covid. Questo è un dono del cielo, non può che essere un dono del Signore, una grazia epocale. Questo è
il motivo per cui sono qui stasera. Ecco, ho cercato di dirlo nella maniera più semplice, più diretta, poi possiamo entrare nello specifico e fare esempi di storie. Prima di entrare a tutto questo, io mi proporrei di ascoltare, chiedo a Don Alberto se è d'accordo, di ascoltare intanto il racconto di Vittorio. Poi io farò altri racconti simili e dissimili dal suo, però prima ascoltiamo lui. Gli diamo un tempo perché lui è un chiacchierone e poi deve pure cantare e quindi dobbiamo tenerlo sotto controllo. Sì, mi conoscete, fate qualche gesto così, non mi offendo, perché io parto per parlare 5 minuti, poi in genere non obbedisco mai, quindi non sarò breve, fermatevi perché sennò finiamo col cappuccino. Anche perché adesso cambierei tutte le cose che volevo dirvi dopo aver ascoltato lui, perché in fondo io ero venuto qui per dire questo, che uno è uscito di casa in una serata in cui così c'è molte cose da fare, e vi ringrazio, perché comunque solo la mossa, che è l'esperienza che ho fatto io di aver incontrato Luigi, che la prima volta mi ha chiamato, ve la racconto, perché se no pensate che abbiamo l'aureola, raccoglievo fagioli, borlotti, sudato, marcio, mi chiama un certo signor Accattoli, pensavo che fosse un server della Vodafone, di queste cose qua, ho detto mi non ho tempo, e poi mi dice 2 o 3 cose, che avrebbe presentato il libro il 17 d'agosto a Sesti, ho detto no, compleanno di mio figlio, mi non posso, anche da me l'ho detto proprio in genovese, ho detto se lei vede lì. Poi ho chiamato un amico e mi ha fatto scoprire quanto sono stato scemo, inadeguato, ma io ho chiesto abbondantemente scusa per la mia rozzezza. Ma ho raccontato questo episodio perché in realtà anche stasera la verità, la bellezza della vita sta in un imprevisto, qualcosa che scatta come una scintilla, qualcosa che non c'era un minuto fa, c'è adesso, come quando ci si innamora. E la vita in questi ultimi anni veramente di queste scintille, io la ringrazio, non vorrei, alzo la voce, non ne vorrei un'altra, ma non perché uno è buono, ma perché è più intenso e più vero ogni attimo che ti è dato. Quando ti è tolto tutto, tirare sul bicchiere per bere, non lo facevi, ogni volta che bevi non dimentichi più nella vita che dono che è. Infatti volevo partire da questo, che la salute non è un diritto. Questo l'ho sentito molti anni fa da un amico in una conferenza, si parla del diritto alla salute. La salute è un dono che tutti prima o poi perderemo. A noi medici spetta accompagnare questa caduta inevitabile, perché non siamo eterni, in modo più umano. E quindi salus, tra l'altro, viene come origine dal latino, è la stessa parola che indica 2 cose, salute e salvezza. Cioè insieme alla salute non è solo che ho gli esami che vanno bene, gli esami sono strumenti per capire, per la diagnostica, sono strumenti, non sono la diagnostica. Oh signore, questo come faccio? No. È uno scherzo, Come vedete, dilettanti, insomma, non è... stavo dicendo, gli esami sono strumenti per capire una cosa, perché la gente fa 2 esami. Cioè quello, io dico banalmente, quando sei contento riesci a mangiare qualsiasi cosa, anche se non ti piace. Quando sei arrabbiato non va giù un bicchiere d'acqua. Questo è neurologicamente ha tutto un iter che ve lo risparmio, ma la nostra salute è innanzitutto è uno stato, è di come sto rispetto al mio presente, di come sto vivendo, di come mi interessa quello che sto vivendo, di come... Perché noi siamo nati, certo che non vogliamo il dolore, ma chi lo vuole il dolore? Ma il problema è la cosa peggiore, io non voglio perdere tempo a non vivere, cioè
E abbiamo tra noi dei testimoni che non hanno la salute fisica, ma che vivono, e abbiamo altrettanti persone che sono in piena salute fisica, ma che certamente non stanno vivendo una gioia, una felicità. L'uomo è fatto per essere contento, in ultimo questo, per cui pensate che la Madonna, dicevo stasera, la Madonna della Salute, la lodiamo perché è salus infirmorum, dico bene, ma cioè salute dell'infermo, cioè una condizione che se ti hai una patologia ti attegni. Ci sono di quelle che è inutile contare cioè uno parte da quel che ha. Se uno appunto è in una situazione che il Signore ha chiesto tua moglie al cielo, non è che parlando bene di Gesù stasera cambia la realtà è quella lì. Il problema è la sfida, è quello che diceva prima Luigi, se ci sono segni di speranza, ma non domani. Se ho sete, vorrei che l'acqua mi dissetasse adesso, non voglio una spiegazione sull'acqua. E allora la sfida che paradossalmente quando ti è tolto tutto, e sto Covid qua è stato solo una bella sberla, e succede che ti è ridonato tutto, essere qui a parlare con voi. Guardate che io, presuntuoso come posso essere, glielo racconto a loro come sono tornato. Sì, beh, alcuni amici lo sanno già. E niente, ero messo proprio male, per cui ho telefonato a casa e hanno detto vi chiamiamo solo quando è deceduto, no? Perché gli esami erano se guardavano gli esami la sborteo spegnevano. Fortuna che ci sono dei fattori umani più grandi degli esami, ad esempio la relazione di quei medici, infermieri che erano lì anche con mio figlio che è cardiologo lì, e penso che questo, se lo sa che lo dico, si arrabbia, ma nessuno aveva il coraggio di spegnere il bottone per il suo papà. E Marco ha avuto un'idea, la racconto pubblicamente, perché su sua raggio e pazienza, ma l'ha raccontata ai nipoti, non lui. Era a casa, arriva la telefonata, mio figlio si mette a piangere e tutti piangono, dico il nonno è andato. Poi da un respirone dice, ha ripreso a respirare. E lui ha avuto un'idea, e tutta la vita, la mia vita un po' bella, ma piena anche di tante cose. E a me è sempre piaciuta, è sempre stato un sasso in mezzo allo stagno la frase del Manzoni, fine capitolo 8, quando Lucia perde tutto. E il Manzoni gli fa dire, colui che dà a voi tanta giocondità è per tutto, e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più grande e più certa. Da quando il prof Negri me la disse in seconda liceo, non l'ho mai più scordata. Questa è l'unica cosa che mi ricordo, non sono un letterato. Però su questa ci ho messo sempre il piede. E beh, è successo che Marco l'ha fatta scrivere molto grossa, nella mia testa era più di 2 metri, poi non lo so di. Quando leggo questa frase, e anche qui mi piace la mia reazione che non è per nulla religiosa, perché mi è venuta di Yassan anche chi, la sanno anche qui, cioè c'era un'arroganza in questa, cioè non c'era nulla però è stata quella che mi ha fatto riprendere a respirare. Cioè, ognuno si attacca al pezzetto, la speranza fiorisce in un punto che è un punto tuo, occorre un punto vero, di non mentire a se stessi. Non che pensare a far finta, no, pensaci e affrontalo con tutta la tua umanità, col desiderio non di capire, ma di riconoscere che comunque, guardando la tua vita, i segni del bene ci sono. Tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, la tua storia, il tuo lavoro, la mentina data a sti figlioli qua, cose più grandi di te, non pensate come grandi. E questo ti fa ripensare come nella vita i segni che dicevi tu, Luigi, sono un percorso, cioè la modalità con cui si dice sì non è un ragionamento, è come l'innamorarsi. Per me è stato così, cioè vedendo sta frase ho detto sì, anche qui, cioè è stato un punto per non dar di matto come sempre, cominciare a respirare e
consentire poi che ti facessero le terapie opportune, no? Però uno non è una scelta che fa, è come l'innamorarsi. Cioè, la mia vita è fatta di imprevisti e questo di stasera è l'ultimo cronologicamente. Io sono di qui ma sono di lì, nel senso che ho voglia di imparare i segni della speranza e questo basterebbe. Cioè, vado avanti, mi fermo fino a domani mattina. Per ora, ecco, siamo partiti da questa testimonianza che effettivamente ci mette già di fronte, secondo me, anche a chiedere, ecco, Vittorio diceva qual è il punto fermo della nostra vita, no? Anche riconoscere questo, direi che Luigi, che anche lui è stato tra l'altro ricoverato per il Covid, potrebbe secondo me raccontarci innanzitutto 2 piccoli episodi che ha vissuto lui e che sono stati segni di speranza anche per lui in quel momento di malattia. Dunque, l'insegnamento maggiore dell'essere stato in ospedale, non in condizioni così gravi come è stato Vittorio, 40 giorni di coma, insomma, non ho avuto il coma, non ho avuto la terapia intensiva, ho avuto soltanto necessità, crisi respiratorie acute, mancanza di fiato, sensazione di asfissia e necessità della maschera dell'ossigeno giorno e notte per 17 giorni. Quindi diciamo non posso raccontare un granché dal punto di vista medico, ma quello che ho imparato come segno di speranza più grosso di tutto è stato la bravura dei giovani medici e dei giovani infermieri, perché nell'ospedale, ero nel reparto Covid-2 dell'ospedale San Giovanni di Roma, dove c'erano 2 reparti Covid, e vedendo che tutti i medici e tutti gli infermieri erano giovani e giovanissimi, ho chiesto come mai siete tutti giovani, e dicono perché non ci voleva venire nessuno e noi siamo stati comandati, è arrivata una lettera, da domani sei trasferito al reparto Covid. Il governo aveva ordinato di creare reparti Covid in tutti gli ospedali. C'erano ospedali che non avevano nessuna struttura per questo, neanche pneumatologia, e quindi non avevano neanche le macchine per i respiratori, per l'ossigeno, e si sono dovuti attrezzare. Era un ordine tassativo e quindi sono stati precettati i giovani medici di qualsiasi reparto e i giovani infermieri di qualsiasi reparto. Ma questi ragazzi erano bravissimi. Io sono restato commosso dal primo all'ultimo giorno, dalla bravura, dalla dedizione, dalla serietà con cui conducevano il loro lavoro. E il segno di speranza è stato questo: se questi ventenni e trentenni sono i giovani di oggi, se i giovani di oggi hanno qualcosa di questi, allora non dobbiamo essere pessimisti sulla gioventù di oggi, come invece tendiamo sempre a fare. Allora non è vero che non c'è un domani per l'Italia. E allora dobbiamo cercare di guardare con fiducia e con affidamento all'umanità che abbiamo intorno. Don Alberto sollecitava un episodio in cui scatta questa mia
non so come dire, feeling con i giovani del reparto. Ed è una notte, la notte forse peggiore, in cui stavo più male, oltre alle crisi respiratorie avevo freddo, era dicembre, era il dicembre del 2020. Mentre Vittorio credo che sia stato in ospedale all'inizio, a marzo, all'inizio della pandemia, io nella seconda ondata, come veniva chiamata, e non c'erano ancora comunque né alla sua né alla mia i vaccini e anche le terapie sperimentate. C'era molto andata a spanne, insomma, cercavano di fare quello che potevano, ti davano degli antibiotici, dell'eparina, del cortisone, sperando che funzionassero, insomma, più o meno. Allora, quella notte io ho suonato, l'unica volta che ho suonato per avere l'aiuto degli infermieri, perché proprio non riuscivo a dormire, non dormivo mai alla notte, perché l'ossigeno ti tiene sveglio. E viene una infermiera di cui io ho freddo e questa mi porta una coperta, mette la coperta, mi copre con la coperta e poi mi dà un bacio. Questa poteva avere 25 anni, era tutta scafandrata, aveva una plastica sul viso e sopra c'era scritto Stefania, perché avevano il nome scritto sugli scafandri. Però insomma attraverso lo scafandro mi ha dato un bacio. Forse gli sono sembrato il nonno, forse il papà, non lo so cosa poteva aver pensato. E non solo mi ha portato la coperta, ma ha voluto fare questo gesto. Ecco, questo diciamo, è stato il più bel bacio della mia vita. Insomma. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto, mi diceva, raccontane pure un altro, questo è pure un segno di speranza, a suo modo. E c'era un giorno in cui era morto uno del reparto, un ricoverato, perché in fondo alla corsia dove mi trovavo io c'era la terapia intensiva, io ero in terapia subintensiva e ogni tanto moriva qualcuno, diciamo più o meno uno ogni 2 giorni, e passavano le lettighe mortuarie, la parete della stanza dove ero io era di vetro e quindi si vedeva questo passaggio e viene il cappellano a portare la comunione ed è tutto scafandrato pure lui con scritto Don Bruno e va bene e questo suona alla porta, la caposala dice padre oggi non può entrare. E lui che aveva le ostie in mano, ognuna avvolta in una garza per evitare il contagio, eccetera, le aveva così sulla mano e dice chi le dà? E allora la caposala le ha prese tutte, così come se fossero insalata, così con la mano, e le ha date a me che ero lì che stavo parlando con la caposala, ha detto le dà lui sa come si fa e ha cacciato via il prete. Ora io in parrocchia, il parroco sempre mi diceva fai il ministro straordinario dell'Eucarestia, ne abbiamo bisogno, tu sei preparato, io non ho mai voluto farlo, che non mi ritenevo degno di fare il ministro straordinario dell'Eucarestia. E la caposala mi ha ordinato, non lo so se è un ordine, non è un ordine, ma insomma mi ha investito
di questo. Allora, se nella Chiesa mancano tante funzioni, se dobbiamo cercare ministeri nuovi, se i preti diminuiscono, ci può essere sempre la soluzione della caposala, cioè lo fa lui e lui lo fa. Dobbiamo pensare che nella Chiesa primitiva, quando Paolo stava 2 mesi in un posto a Tessalonica, poi andava ad Atene, poi andava a Corinto, e che aveva il tempo di preparare, di fare 7 anni di teologia per preparare un presbitero, eccetera. No, pigliava uno e diceva tu fai questo, e quello lo faceva. La caposala ha detto lo fa lui e io l'ho fatto. Ecco, è un segno di speranza anche questo. Diciamo che quest'ultimo episodio di Luigi mi fa venire in mente una frase molto citata di Papa Francesco, di cui Luigi è abbastanza esperto, no? Che dice che la realtà è superiore all'idea, diciamo. Nel momento in cui accade qualcosa bisogna in qualche modo rispondere a quello che accade. E questo l'ha ribalto anche su Vittorio. Grandioso, questo è stato spento, non riaccendetelo. È grandioso questo che tu hai detto, proprio mi colpisce, perché torniamo a come la provvidenza, Dio, Gesù accade per questi imprevisti, per questa di una caposala, che è esattamente come quando ti innamori, come quando nella nostra vita noi abbiamo dentro un desiderio di bene, di felicità, di gioia, che mascheriamo con forme minori, con accontentémoci come va, va abbastanza bene. Cioè, se a qualcuno dici va bene, ti guarda storto e dice come mai dici bene? Sì, l'ho detto a una mia paziente che mi guardava come forse un stamà, esito del Covid. No, io questo lo confido con tutta, spero di non piangere, ma non la voglio un'altra vita, perché in questa vita è avvenuto tutto il mio bene, così. E una cosa volevo dire, proprio che quello che lui descriveva, il bacio dall'infermiera non è nel protocollo delle linee di guida, cosa si fa della terapia, anzi forse non andava nemmeno data, ma noi è di questo abbraccio, di questo bacio, di questo tu mi interessi. I bambini crescono perché sono abbracciati, non perché si fanno le cose giuste con i bambini, crescono in un abbraccio, e io vecchio ho ancora bisogno di questo abbraccio della vita, perché per meno non mi muovo, non ci metto la faccia a venire qui stasera a ridire. Che cosa vi posso dire, se non che c'è un bene che domina, ma non perché c'ho l'idea in testa, perché da vecchio medico, ma che bello aver visto le verità, avervi detto a tante mamme la borsa del ghiaccio, mi viene in mente, tutte queste cose che poi negli anni cambiano e non sono più vere, ma perché, come disse un grande matematico, la medicina rimane un'arte che usa al meglio di tutte le scienze. Questo era Giorgio Israel, che non mi è mai più passato dalla mente. Noi abbiamo pensato che la scienza si è sostituita alla provvidenza, a Dio. Per cui il mio star male è colpa del fallimento del sistema sanitario. Certamente il sistema sanitario, come tutte le cose, avrà cose che fanno bene e cose che, come diceva lui, cose di speranza. Certamente sono uomini al lavoro che possono, come in tutti i campi, possono lavorare bene e lavorare male. Certo, lavorare male con le persone è immediatamente un danno più evidente che non aver fatto un muro che, comunque anche quello quando va giù fa i suoi danni. Cioè il compito della medicina non è eliminare il dolore, la fatica, la malattia. Questa è la grande illusione. Questi ragazzi gridano perché nessuno gli ha detto queste cose, quindi non lo sentono più dire, non è più nella loro quotidianità, di un habitus, di una mens, di una modalità. Quindi non sono cattivi, come dicevi te, c'è speranza, mi hanno salvato. Quello che ha trovato la terapia a me, fortuna non c'era al primario, è uno sconosciuto di cui nessuno parla,
A Marco, mio figlio, mi ha detto: con il papà ti ha salvato la vita, senza antibiogramma, niente, si è grattato la testa e ha cercato di capire, ha azzeccato l'antibiotico che mi ha salvato la vita in quel momento, ma era questione di poche ore, non c'era tempo di fare l'emocultura o tutti gli esami del caso. Qui si voleva uno con le palle e col cuore, scusate il termine. Cioè, e ce ne sono tanti, tanti. E allora dicevo che su questo sostituire alla provvidenza la scienza, le due officine, perché la scienza è una variabile. Non so, mi viene da fare l'esempio, ci sono tante donne, se non ci fosse il servosterzo non guidereste le macchine come le guidano, con quella facilità. Cammina in tutti i campi, così in medicina. Ma la cosa grossa è aver perso. È come se noi per vivere bene dobbiamo eliminare la sofferenza dal nostro vivere. Quello che lui mi ha colpito tantissimo, cioè, la sofferenza, la salute non è solo che io stia bene, la salute è anche una relazione. Se sta male mia moglie, i miei figli, un mio amico, di stasera ad esempio, cioè, io sto male anche, non sto bene, posso essere in salute, vigor solo quanto volete, ma quindi la salute è qualcosa che riguarda sia il cuore sia la ragione. Quindi occorre riprendere a desiderare, a cercare qualcosa che mi spinga a guardare gli altri, perché rinasca un legame, una solidarietà tra di noi. Cioè, è veramente triste vedere in cima al Tomarlo persone andare per funghi con la mascherina. Che non ti vedi, sono tutti scemi. No, statisticamente sarebbero troppi, quindi non puoi manco dirlo a livello medico. Ma siamo prigionieri di qualcosa di cui ci siamo tanto allontanati che quasi non ce ne accorgiamo nemmeno. E credo che se c'è un senso avervi fatto passare una serata qui con Alberto è del motivo che io ho accettato volentieri, per ridire che io ho fatto un gesto di carità a me stesso e spero anche a voi su questo, di ridirci banalmente senza che accade il bene. Sta accadendo il bene, ecco. Poi glielo delineo se volete, facciamo mille. Mi viene un esempio ce l'avevo in testa. Sentendo adesso Vittorio, che una persona che ha conosciuto bene Luigi, che non era in salute, ha dato una grande testimonianza di cosa significava vivere una vita profonda, che era Giovanni Paolo II. Ecco, ci puoi dire qualcosa rispetto al fatto che proprio Giovanni Paolo II ha dato una grande testimonianza al mondo, pur non essendo, tra virgolette, in salute, perché proprio nel momento della malattia ancora di più ha testimoniato la bellezza di una vita spesa, direi. Ecco. Beh, diciamo, forse l'insegnamento, l'eredità più grande che ha lasciato, tante ne ha lasciate, è stata quella di mostrare come si possa vivere nella malattia, non rinunciare a vivere, restare vivi nella malattia, non vergognarsi di avere il Parkinson, di essere invalidi, di avere cattiva voce, di apparire con il bastone, con la sedia a rotelle, tutto il resto, che è normale vergognarsi, averne paura, e tanti cedono a questa sfida, non reggono a questa difficoltà e non vogliono farsi vedere più, non escono più di casa.
non vogliono vedere più gente. Giovanni Paolo II ha mostrato che invece si può andare avanti e fare cose importanti anche essendo invalidi, anche essendo sofferenti, anche quando si ha bisogno di aiuto. E anche poi un altro insegnamento minore, questo più grande, è stato di accettare la fine, perché quando gli hanno detto che avrebbe dovuto tornare al Gemelli perché c'era bisogno di intubarlo e che non poteva avere questa assistenza nell'appartamento, lui ha detto, ha chiesto: ma questo mi guarisce? No, prolunga la vita. E lui ha detto: non voglio andare, voglio morire in casa. E questa è l'accettazione. Quando si tocca il limite, si accetta il limite che la provvidenza ha segnato per noi. Anche questo è stato un insegnamento. Infine, il terzo insegnamento lo guardo, lo vedo nel gesto che compie di stizza, di ribellione alla finestra, quando non riesce a parlare perché ha la cannula e non la sa azionare, e ci riusciva in privato, dicevano quelli che lo assistevano, ma non ci riusciva quando era in pubblico, quando era di fronte alla piazza. E allora quel mercoledì, prima della morte, poi muore il sabato, quel mercoledì, che è l'ultimo affaccio alla finestra in cui prova a parlare, non ci riesce, allora batte la mano sul leggio che aveva davanti. Ecco, quella è una protesta, è la protesta di Giobbe contro le difficoltà, le prove della vita. E noi dobbiamo sempre stare dalla parte di Giobbe, dobbiamo apprezzare e accompagnare le persone che si ribellano anche al dolore e che dicono, invocano, protestano anche nei confronti del Signore. Abbiamo tutto il diritto di cantargliele chiare, proprio come fa Giobbe. Alla fine del libro di Giobbe il Signore Dio loda Giobbe e condanna gli amici. Aspettiamo, non ho la voce per contrastare. Allora, il Signore Dio, come dice il libro di Giobbe, loda Giobbe che ha parlato rettamente e invece condanna gli amici di Giobbe che dicevano: ma chi sei tu per protestare contro il Signore? Tu devi solo tacere e devi accettare quello che ti succede. E mentre la moglie di Giobbe, ancora peggio, diceva: devi bestemmiare il Dio e non lodare il Dio. Luigi, scusami se ti dico, questa non funziona, è stato spento. Lasciatelo acceso, che almeno si può parlare, se no quando un po' di microfono. Mi fai venire in mente, ho conosciuto una teologa portoghese, bravissima, che si occupa dell'Esodo e mi raccontava di come il popolo portato via dalla schiavitù dell'Egitto, quando si trova alle fatiche, alla fame, così, torna a preferire la schiavitù d'Egitto, quel recinto dove ci sono quelle 10 cose in cui noi siamo con la zona di comfort, la nostra bolla dove chi non mi tocca sono... Per cui hanno maledetto la salvezza, maledetto il cammino che stavano facendo, ci è voluto
l'intervento di Dio, non vado avanti perché qui ti faccio delle figure con te, però questo esodo, questo uscire dalle nostre piccole certezze, che poi sono piccole certezze anche dei nostri rapporti quotidiani. Quando noi ci sopportiamo a vicenda, e sopportarsi non è mai cristiano, si può tacere, perché si può, ne parlemmo quando il mare non è in burrasca, ma noi siamo fatti per amarci, per volerci bene, non un benino, insomma, tanto per una minestrina per levarsi un po' di freddo da addosso. Cioè, questo uscire da quel guscio di certezze. E tant'è che molte cose che ha svelato il Covid è questa fragilità che era antecedente al Covid, che il Covid ha tirato fuori, e può essere sorprendentemente un evento di bene perché nella storia, io prima di venire qui mi sono appena documentato, a Venezia del 600, quando c'è stata questa pandemia terribile, e poi è successo quel che è successo, si sono affidati non so quanti giorni alla Madonna della salute, lì che è partita, dico bene? Cioè, c'era il concetto della provvidenza. Certo, laviamoci le mani, mettiamoci le mascherine, stiamo attenti. Per chi dice di non farlo? Sarei un cretino, è il mio lavoro. Ci sono delle mie mamme che provassero a non fare la terapia che gli davo da fare, le mangiavo vive. Certo, ma fai il meglio che puoi, ma con un limite, che comunque quel bacio dell'infermiera, quell'abbraccio della mamma, il dolore fa meno male se qualcuno ti abbraccia, perché quando sei lì che non sei più in grado di fare niente e ti devono lavare e pulire, lì per lì dici, mio Dio, come sono ridotto. No, guarda quanto bene sto ricevendo. Vi racconto questo piccolo episodio perché se non mi faccio venire tristi. L'altro giorno, nonostante la mia pancia, e non ridere, sono stato in montagna con famiglie e bambini mi sembra che fossero 180 se non sbaglio il numero, erano proprio tanti. Che belli che in figure quando stai gli altri. Comunque hanno fatto un gitone, l'hanno chiamato, dove andavano quelli più vigorosi, no? Figurati se io non mi sento vigoroso, avevo sceso in luce. Poi ho fatto i conti con la realtà che il passo che facevano era mortale, che faceva mio figlio, perché io mi fa sciupare. Poi è successo un evento fantastico. Mi si sono slacciate le stringhe degli scarponi. Io ero tanto cotto che non ce la facevo nemmeno a chinarmi per riallacciarli. C'è un coetaneo di mio figlio, no? Che è mio figlioccio, che è vicino, e dico, senti, allacciami un po' le stringhe. Tanto loro continuano questi baldi giovani ad andare su. E poi questo dice, dai, partiamo, fai il tuo passo, non fregatene del resto. In silenzio mi si mette davanti, fa un passo che era quello adeguato a me, non dicendoci niente, praticamente niente. Ci siamo, andiamo. Qualche parola così ma rarissima, mi sono ritrovato a essere portato in cima. E due cose. Uno, che cammini quando percepisci un bene e ti metti in cammino seguendone le orme, come sei capace. E quando arrivi, ad esempio, nella vetta in cima, una volta tanto il mio io si è un po' fermato, invece di dire ce l'ho fatta, e che dono grande mi è stato dato dalla cima, con tutti i ghiacciai, i monti intorno. È stato commovente poter respirare la commozione di un dono ricevuto di nuovo, rifatto, perché lì poi ti passa il film di te che non ti lavavi nemmeno, non bevevi, non facevi, e il cuore di schianto dice grazie, e si riapre quello che lui insiste stasera a dirci che non è, la fede non è in crisi, è l'organizzazione, cioè è la modalità con cui ci rapportiamo con la fede che l'abbiamo ridotta a regole. La fede è una commozione di qualcosa di più bello.
Uno si sposa, si innamora perché è meglio, perché è più bello. Uno fa una cosa che è più bella, se no chi te lo fa fare di camminare? Io ho una domanda strategica per Don Alberto. Perché la campana suona 2 volte in questa parrocchia? Per chi non capisce la prima. Perché i parrocchiani appunto... No, succede Sono duri. succede in tante parrocchie qui della zona. Anche nella parrocchia a Roma suona solo una volta. Sì. No, perché No, dicono che i siete genovesi contadini, sono... non lo sapete, ve genovesi la sono spiego io. tirchi. No. Quando è successo un fatto nella vallata dove un prete Sì. in pandemia ha scoperto che era caro il conto della corrente della parrocchietta lì che lui portava avanti. Allora ha pensato di rendere mute le campane. Un amico parrocchiano ha fatto una battaglia incredibile, ho visto che se lo mangiava, perché diceva nella pandemia sentir suonare, quando sei lì in campagna, sentir suonare la campana, suona 2 volte, non so, ma magari me lo potrà anche insegnare, perché quando sei lì che fai quel che c'è da fare, sei distratto, non sai se ha dato un colpo o 2, però sai che ha suonato, dici attento che adesso risuona e conto se sono le 7, le 8, quello che l'è. Io me la spiego così, non so, Potrebbe è una versione tutta personale, non è Lasciamo scientifica. che i parrocchiani facciano delle ricerche, tornando a casa vedrai se a Roma suonano 2 volte. No. Oppure... Ah no, una volta. Suonano una volta sola. Posso... E i romani sono romani da Roma. Dicevano che i genovesi erano tirchi, in questo caso invece sono generosi che fanno suonare 2 volte le campane. Forse sono sordi. Ah, ecco, potrebbe Come da essere. Roma ne dice di Ci avevamo pensato. Dicevo, no, mi veniva in mente una cosa, cioè, vabbè, ma intanto ce n'abbiamo tanti. Vittorio parlava, no, di commozione, no, che, ecco, tra le 72 storie che hai raccolto, c'è qualcuna, tutte ti avranno colpito, ma questa è proprio una domanda proprio giornalistica che farebbe un giorno. Qual è quella, una o 2 che veramente ti hanno commosso, ecco, tra le storie che hai raccolto? Sì, posso azzardare la scelta. C'è un giovane, un trentenne, che riesce a farsi ricoverare con lo zio Down. Ha uno zio Down colpito dal Covid, che viene ricoverato in circostanze specialissime in un ospedale militare, l'ospedale militare del Celio. Ora non sto a spiegare per che motivo. E questo nipote riesce a farsi ricoverare insieme per assistere lo zio, perché questo Down è adulto, molto indebolito in salute, eccetera, non capisce cosa gli sta succedendo, non è in grado di reagire, non accetta le terapie, soltanto questo nipote sa governarlo e non riuscirebbe mai a guarire se restasse solo. E infatti poi guarirà, perché il nipote che lo segue in ospedale riesce a tirarlo fuori. Questa è la storia forse più toccante. Un'altra molto simile a questa è di un anziano di 92 anni che, essendoci penuria di caschi per la respirazione, dice usatelo per lui che è più giovane, io ho 92 anni e ora che tolga il disturbo, insomma, e anche questo guarisce anche lui, come il Down con il suo nipote. Ci sono stati fatti di questo genere e anche tanti altri meno singolari, drammatici, ma significativi.
ci sono persone che sono tornate a fare i medici per andare in ospedale nei reparti Covid dove era difficile avere personale, sono andati volontari, medici che avevano cessato di fare i medici. Uno era diventato un viticoltore, un altro era diventato uno scrittore. 4 delle storie che abbiamo ripreso si erano fatti preti dopo essere medici. 3 suore che hanno scelto, hanno corso il rischio, hanno dato la vita, no, non sono morti, voglio dire, hanno offerto, mettendosi a rischio della vita, la loro preparazione per poter aiutare il prossimo. Questi sono segni di speranza. Forse Vittorio, sulla commozione, sulla speranza, diciamo che è bella, penso, anche la tua testimonianza nel dire, cioè il Covid non era, tra virgolette, il peggio che ti poteva accadere. Sì. Diciamo. Sulla commozione stiamo fermi perché sono andato bene fino a questo punto, non vorrei aprire i rubinetti perché la commozione, non saprei come dirlo, perché anzi poi vorrei, se c'è qualche domanda, se uscisse fuori vorrei rispondere, mi farebbe piacere. Ma noi, l'unica cosa che quello che mi capita, perché quello che è successo dopo certamente nella mia vita è stato, una ferita molto, il Covid era una libellula rispetto a questo, ma in tutto questo, cioè uno, quando ti trovi in quella situazione lì, ma il segno della provvidenza, ve ne racconto uno, era il venerdì santo, e in questa stanza c'era con me un signore nella riabilitazione, un signore molto importante, con una bronchite ostruttiva al casco, tutto, questo signore, e siamo diventati amici perché vedevamo dalla finestra il quartiere di Coglia di Genova, il vecchio quartiere. E lui mi dice: io sono nato lì e lì c'è una canzone, io lo sapevo, ho cominciato a cantare canzoni dentro con gli infermieri che entravano e gli dicevano chi muore e canta. E poi andavamo benino e facciamo anche Ma sai che penso. Insomma è nato c'era una vita lì dentro, una cosa incredibile. Era il venerdì santo, non ricordo che nella notte, a un certo punto, perché poi le cose si chiamano con il loro nome, è il diavolo che è contro la speranza, no? E non so come, ma nel buio così mi è preso il nodo alla gola, un wagon, detto in senese. Io non so come quest'uomo si sia accorto, perché non poteva girarsi, muoversi, e nella notte mi sento urlare: oh Vittorio, cosa combini? Vuoi mica mollare? Però guarda, tutti una voce così, perché è una sberla presa che ti rimette, riaccendi il motore, perché non si può spegnere, ma invece dello scandalo della mia miseria, che grande è la mano che si tende a me, il segno che arriva a me, il bacio che arriva a me, come dicevi prima te Luigi, cioè sono questi i segni, invece della nostra performance, di quello che riusciamo a fare, è grandioso quello che ricevi. Tutti i giorni c'è un segno per ciascuno di noi che siamo qui. Nessuno può dire non mi è successo niente oggi che non fosse un segno di bene, una possibilità di bene. Di solito io l'affondo che dico sì, ma tutto il resto va male. Non si costruisce su questo. Occorre una carità verso noi stessi. Il primo che ha bisogno di carità sono io. Io ho bisogno. Io ho bisogno che qualcuno mi metta un passo davanti e mi dice: metti i piedi lì, vieni avanti.
mi faccia una carezza, mi dica dai, ma non perché dai che armiamoci e partiamo, no, no, dai perché corrisponde al mio bisogno umano. Io credo che la cosa che ha riacceso, non sarei qui, mi vergognerei come un cane a raccontare questo, se non fosse che il Covid paradossalmente è quello che mi aiuta a vivere quello che è successo dopo. Perché se no, sì, si può arrivare a salutarsi anche nella morte. Perché quando riesci a parlarti, dire io vado, tu resti, e non è una cosa da poco, non è una roba da poco, e non è per gente speciale. Anzi, semplicemente dirsi il vero, avere un livello di desiderio non arrangiamoci, no, desideriamo, poi non è che se io desidero, non so, un grattacielo, devo avere il grattacielo, uno ha un desiderio di bene, di bello, di vero, e questo è dentro a tutti. Lavorando con i bambini, poi, mi diceva tua moglie prima Luigi, i bambini non ti mentono, i bambini lo capiscono al volo, che gli basta un tuo abbraccio vero per ripartire da capo. Quando che diceva lui all'inizio che l'ho notato, che la presenza dei cristiani è in crisi, la presenza, non il desiderio, la presenza. Avere un motivo per alzarsi, per lavorare, per amare, per questo. Ognuno di noi è vero quello che dici, che quello della manciata che da brancà, detto in senese, delle ostie, dalle tu. Cioè forse non ti ha chiesto di se eri puro, ma se tu eri disposto a ridire a tutte queste persone, a ridonargli Gesù. E uno dice, se me lo chiedi, ci sono. Per questo Alberto, quando mi hai detto se venivo, sì, ho detto penso vengo. che per noi, anche come comunità, come cristiani, sia interessante questo aspetto che dicevi di dirsi il vero, no? Tu lo dicevi rispetto a l'esperienza che vivi tu, no? Di dirsi le cose come stanno, no? Anche nella drammaticità del momento, no? Penso che a volte magari, no, si usano tutte delle frasi per capire, no? Però anche nella vita ordinaria è bello dirsi in carità le cose come stanno e aiutarsi a crescere. Per questo penso che anche per le nostre comunità sia importante. Qui provo a fare una domanda a Luigi, no? Cioè, un po' per una ricaduta, diciamo, anche nella vita delle comunità cristiane, no? Tu dicevi, non manca la fede, semmai c'è un difetto di organizzazione, ma tipo in una parrocchia, anche tu vivi in una parrocchia, hai girato forse quasi tutte le parrocchie d'Italia e anche all'estero, però ecco, se dovessi dire qualcosa che vedi che potrebbe spingere le parrocchie oggi ancora a promuovere la fede delle persone che c'è, in che direzione potremmo andare? Questa non è una domanda leale. Così senza preavviso. Allora, se la fede, diciamo, io affermavo, lo posso ripetere, sono convinto, che la fede, la speranza e la carità, ecco, per dirla più completamente, non sono venute meno nella vita del popolo di Dio, che semmai è venuta meno, si è indebolita, non è più rispondente all'epoca che viviamo, la organizzazione della comunità deve essere tutta ripensata.
ma non il dono della fede, il dono della speranza, sono doni di Dio, e ci sono anche quando i portatori di questa fede e speranza e carità non appartengono all'elenco della parrocchia, all'indirizzario del parroco, all'anagrafe della cattolicità. Gesù spesso incontra cananee, donne cananee o samaritane o centurioni romani, e dice: non ho trovato una fede così in Israele, cioè nel pagano, nel non ebreo, trova maggiore fede che non in quello che avrebbe dovuto averla, e questo avviene anche oggi. Allora, bisognerebbe aiutarsi, non lo so come si può fare questa scuola in pratica, ma aiutare non tanto a imparare le verità della fede, il catechismo, ma a imparare a leggere la vita che abbiamo intorno, i segni di speranza, i segni di fede, i segni di carità che ci sono nel popolo di Dio, metterli in luce, manifestarli e onorarli. Si potrebbe, mi vengono in mente, questa domanda mi è stata fatta in maniera meno sleale rispetto a questa sera, cioè con preparazione, con accordo, allora si può mettere meglio, ma così improvvisando. Allora, sapevo che tu eri preparato. Ecco, grazie. Allora, gli anziani, io quest'anno compio 80 anni. Gli anziani, che possono fare nella comunità gli anziani? Siamo un paese che va invecchiando rapidamente, i giovani diminuiscono, e che testimonianza possono dare nella comunità gli anziani? Allora, la mia idea sarebbe che si realizzi una specie di ministero dell'anziano nella comunità. Questo lo ha proposto il Papa, però il Papa nessuno lo ascolta poi, quando dice le cose più importanti. Ha fatto una serie di catechesi sulla terza età, sulla vecchiaia, l'anno scorso, da febbraio a settembre, tutti i mercoledì ha parlato del ruolo che potrebbero avere gli anziani nella comunità. Cose bellissime. Ha detto che si dovrebbe istituire un ministero dell'anziano. Il ministero qui è come il ministro straordinario dell'Eucaristia, cioè non c'entrano i ministeri del governo. Vuol dire servizio. Che servizio possono fare? Tutti gli anziani nella comunità dovrebbero essere ministri della terza età. Il ministero dell'anziano è quello di testimoniare la gratitudine e la attesa, la gratitudine per i doni ricevuti. Uno ha avuto i sacramenti per tutta la vita, ha potuto sposarsi in chiesa, ha avuto la comunione e la cresima ed è stato anche in ospedale, ha potuto ricevere la comunione. Ha sempre trovato un prete per confessarsi. E questi sono grandi doni e su questi doni va espressa una gratitudine. Quindi l'anziano ha un ministero di gratitudine da espletare e poi ha un compito, cioè di manifestare gratitudine, e poi di attesa. L'anziano è vicino al Signore,
la sua vita si è fatta breve e quindi l'incontro con il Signore è vicino e allora lui è aiutato e forse ispirato a dare un segno dell'atteggiamento di attesa, aperto al futuro. Ogni giornata è una grande grazia per l'anziano, ogni momento è un dono. Allora nelle parrocchie si potrebbe realizzare una specie di celebrazione annuale, e io non lo so neanche se lo fate, quindi sto parlando proprio a mio rischio e pericolo, la unzione degli infermi. Ora la vecchiaia è una infermità a suo modo, già dicevano gli antichi, quindi si potrebbe realizzare un sacramento comunitario, una amministrazione comunitaria del sacramento della unzione degli infermi, e gli anziani, anche quelli che non sono malati, anche quelli come me, che semplicemente hanno compiuto 80 anni, ecco, si potrebbe mettere che tutti quelli che compiono 80 anni fanno il sacramento della unzione, e cioè diventano ministri, gli viene loro assegnato dalla comunità il compito di esprimere gratitudine per quello che hanno avuto nella vita e attesa del Signore. Questo secondo me è un modo molto più vivo, molto più radicato, molto più incontrante le vite concrete delle persone, che non fare grandi discorsi di teologie, processioni. E si può fare. Si può fare, certo alcuni toccheranno ferro, avranno paura di farsi dare l'unzione degli infermi, ma ce ne saranno altri invece che lo faranno volentieri. E poi si sviluppa una pedagogia, e questo è un modo. Ma poi ci sono i malati nella comunità. I malati è un ministero anche quello, è un ruolo importantissimo, devono avere il primo posto, devono essere onorati nella Chiesa, e insieme ai malati gli invalidi e tutti quelli che sono deprivati di qualcosa, devono essere i primi posti devono essere loro, e mettere in risalto tutto questo. E si potrebbe continuare, io potrei, però forse vi conviene invitarmi per un'altra volta, che non stasera. Che poi lanciamo, tanto sono a 2 ore. deve venire 2 volte. Fortunatamente solo la mezza, è un segnale che... Questa non viene 2 volte. No, viene 2 volte, ma è solo un tocco. Solo un tocco, ce la caviamo. Questo è un lancio per Luigi per tornare. Futuri incontri. Vittorio, sì. Vittorio, mentre io parlavo, lui fremeva, non so perché. Sì, perché come anziano, non come esponente. No, ma ormai 70 anni, quindi la sua parte del girone di ritorno in pieno, insomma, alla tappa. Aggiungerei una cosa, che è bello quello che tu dici, perché comunque è una proposta che mi colpisce tantissimo. Credo che forse il punto pedagogico per me, e lo è ancora adesso, l'ho detto prima, forse devo ridirlo adesso: Gesù ti vuole bene come sei. Cioè occorre una forma, perché sull'idea di Dio siamo un po' d'accordo tutti, anche il più distante, cioè di fronte al cielo stellato, quello che volete voi, come si fa a dire a una montagna non c'è un creatore? Ma alla modalità più concreta del cristianesimo, che poi è Cristo. Cioè io ho bisogno di qualcuno che mi dia da bere, ho bisogno adesso, stasera. Quindi tutte le sante cose che Luigi diceva e che condivido,
si muovono non per delle regole o per delle strategie, ma per una commozione di fronte alla mia vita amata, adesso così, con questa modalità che non capisco, che proprio non è, cioè, che è più forte di me. E non mi ritengo né furbo né scemo, mi ritengo umano, perché di fronte alla scelta di mia figlia quando andò, ha cominciato il percorso di monaca di clausura, poi in missione, ricordo che, non so se dentro o fuori, ma comunque ero nero come il fumo. In fondo pensavo che era meglio che stesse della mia testa vicino a me che non di fronte a Cristo. Mi trovai a tavola con un grande amico di Giovanni Paolo II, Grigol, Stanislav Grigol, teologo, il quale così mi dice grazie della figlia, la mia che non è così, insomma, cioè era un grazie non meritato, non vero. E al punto che dopo che ve l'ha detto alcune volte, suo padre mi scusi, ma adesso glielo dico in termini, bambini non ce l'ha, in termini un po' più chiari che non voglio essere equivocato. Io sono incazzato che lei sia qui. Questo si alza, mi abbraccia e mi dice, per andare a Gesù, a Cristo, occorre un umano vero, che parta da quel che è lui. Questo consente un cammino. Credo che la strategia che tu dicevi che condivido parte da una commozione perché comunque io sono amato e fatto adesso da Cristo, che è la modalità con cui il Padre arriva a me. E siccome io lui non l'ho visto, ma vedo i segni, come più volte hai ricordato stasera di lui, questi segni sono sufficienti per prendere su la mia valigia con quello che porto dentro e riprendere a camminare in modo più spedito. Perché se guardi alla storia della mia vita, alla fine tutto è stato abbracciato per un bene più grande della mia vita. E non è che capisco che con questo mi tolga dalla situazione in cui sono, ma rende questo vivibile stasera, adesso. Si può, e questo era il vero motivo della serata per me, era ridire a me stesso e a voi che questo sta accadendo, documentato da tutto quello che Luigi magistralmente diceva. Direi che questo punto è importante anche per noi andando verso la conclusione della serata e anche come mandato per questa serata, penso andando a casa magari prima di addormentarci, cioè proprio chiederci oggi qual è stato il dono che abbiamo vissuto, no? Cioè la giornata di oggi, tornando a casa, cos'è che per me è stato un dono oggi? Cioè, anche perché ci permette di passare poi come cristiani da una logica di pretesa, la vita come pretesa, alla vita come dono, no? Per cui, cioè, sinceramente, anche mentre parlavano Luigi e Vittorio, anche io mi chiedevo oggi cos'è che mi ha portato un dono? Cioè, sono stati dei gesti gratuiti, no? Cioè, io oggi ero un po' immerso nell'organizzazione, no? Vedere prima Luigi e Isa, poi vedere Vittorio è stato un momento che mi ha permesso di dire che bello, che dono, no? Che loro sono qui per noi e sono venuti qui per noi, no? Poi vedere in questi giorni, anche oggi, tante persone che danno del tempo gratuitamente per la parrocchia, no? Cioè potrebbero starsene a casa, invece sono qua. Cioè questo penso che ci apra il cuore, no? Qualcuno che oggi ha avuto il tempo e poi mi ha mandato un messaggio e abbiamo bevuto insieme la sangria, ho detto, beh, è stata un'occasione di bene, no? Perché ha permesso di interrompere
ciclo solo organizzativo, per cui penso che alla fine ognuno di noi può chiedersi, no, arrivando a casa, cosa ha significato quell'abbraccio che abbiamo ricevuto, no? Luciano che stamattina è arrivato e è andato a cambiare le ruote, che mi si era bucata la ruota, ho detto vedi è arrivato ancora prima che lo chiamassi, per cui tutti questi doni, no, che ci sono, penso ti permettono la sera di arrivare sereno. Concludiamo con una questa volta non Vittorio Canepa ma Roberto Canepa, cioè che suonerà una canzone per noi per darci la buonanotte, ma esprimere anche in musica quello che ci siamo detti. Là ci sono delle copie del libro di Luigi che raccontano le storie di Vangelo in epoca di Covid. Ringraziamo tanto Luigi e anche la moglie Isa che sono venuti da Roma qui per noi e quindi hanno fatto tanta strada e siamo contenti. Anche Vittorio che canta infatti La strada. Però la sangria non l'ho vista. Alla sangria no, non l'abbiamo, non ce la siamo bevuta tutti noi prima. La cantiamo insieme? È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa dove ti aspettano già. È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te. Ma dove vado c'è chi aspetta, così vi porto dentro me. È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa dove ti aspettano già. Porto con me le mie canzoni ed una storia cominciata. È veramente grande Dio, è grande questa nostra vita, è bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa dove ti aspettano già, dove ti aspettano già. Prima della buonanotte concludiamo pregando Maria con la preghiera della nostra parrocchia di Nostra Signora della Salute. Dio, nostro Padre, concedi ai tuoi fedeli di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per l'intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che oggi ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Buonanotte a tutti, grazie e continuiamo la strada insieme. Allora abbiamo due piccoli doni. Ha resistito tutti, non si sa come mai. Abbiamo due piccoli doni preparati dalle donne della nostra comunità, il gruppo del mercatino, un po' di prodotti locali di, ecco, Elisa che ha resistito per Vittorio e Luigi. Grazie a tutti, anche grazie a chi ha preparato questi piccoli doni.